Sì, sarà una partita complicata, soprattutto perché la Roma è prima in classifica e per me è una partita speciale, ho fatto il settore giovanile con la Roma, è una bella emozione andare allo Stadio Olimpico a giocare. Io ho vinto uno scudetto in primavera con appunto anche con Florenzi che adesso gioca lì e spero per la Roma che quest'anno possa vincere lo scudetto. Sarà una sensazione bellissima, logicamente all'inizio sarà un po' difficile perché è lo stadio e tutto, però appena l'arbitro fischierà all'inizio si penserà solo alla partita. Se segno vedrò, logicamente non lo so perché sarebbe anche il primo gol in Serie A, quindi non lo so quello che potrò fare, non lo so. La Roma sta in un'ottima forma in questo periodo. Noi adesso stiamo trovando un'identità di gioco e tutto e andremo là per cercare di portare a casa più punti possibili. Hanno grandissime individualità davanti, mancheranno Gervinho e Totti che in questo periodo hanno fatto la differenza, però lo stesso Borriello, Ljajic, Florenzi non sono da meno, sarà dura. Alessandro, oltre ad essere un grandissimo giocatore, è anche un grandissimo ragazzo, una grandissima persona. Sono contento per lui, per quello che sta facendo e giorno dopo giorno dimostra di meritarsi la maglia di oro della Roma e adesso anche della nazionale maggiore.